Subito a Roma per batter cassa. La neopresidente ANCI del Veneto, eletta nel congresso di venerdì, non perde tempo. I lacciuoli da sciogliere sono sempre quelli al patto di stabilità. Noi siamo ovviamente molto stanchi del patto di stabilità. Siamo tutti comuni virtuosi con risorse accantonate e con grandi emergenze. 4 i sindaci trevigiani che entrano nei nuovi organismi dell'ANCI: il trevigiano Giovanni Manildo, Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore nell'esecutivo regionale, Paolo Galeano di Preganziol e Miriam Giuriati di Casier nel direttivo Veneto. 4 primi cittadini che confermano gli obiettivi. Il tema dell'autonomia, il fatto della valorizzazione dei comuni virtuosi, del superamento del patto di stabilità, del ripensamento della finanza locale e di una considerazione dei sindaci diversa. Abbiamo bisogno di spendere i soldi che già abbiamo, non vogliamo soldi nuovi, vogliamo i soldi che ci devono essere, ci sono nelle nostre casse. Nuovo direttivo regionale e vecchie richieste. Quel che sembra essere cambiato, vuoi per necessità, vuoi perché il Consiglio ha la fiducia di chi comincia un percorso, sono le modalità. No, dicono, a manifestazioni di piazza. Grandi manifestazioni in piazza credo che a noi sindaci non ci spettano. Andiamo al tavolo per poter ottenere quello che sappiamo che ci spetta. Mi pare che oggi abbia prevalso la linea costruttiva e mi piace questa cosa. La nostra funzione istituzionale fa sì che quando vogliamo sostenere le nostre posizioni e battere sui nostri obiettivi si ricorra più che a dimostrazioni, soprattutto all'apertura di un negoziato e di un confronto con il governo.